Eccoci qui, rieccoci allo scrigno del calcio. Ciao a tutti e bentornati alla rubrica La partita della settimana. Oggi che partita andiamo ad analizzare fra quelle che si giocheranno in questo fine settimana della Serie A, che come al solito si inizia a giocare il venerdì e si finisce chissà quando. Invece nel 90-91 le partite si giocavano tutte la domenica pomeriggio e il 24 marzo del 1991 si giocò Torino-Genoa. Questa partita mi è venuta in mente perché mi ricordo benissimo sia quella giornata sia questo scontro tra le due grandi rivelazioni insieme al Parma del campionato 90-91, perché il Torino, che veniva dalla Serie B, anche se era stata una Serie B casuale, era comunque una neopromossa, stava disputando una stagione veramente eccellente, e il Genoa era, ripeto, assieme al Parma la grande rivelazione del campionato. Nessuno si sarebbe aspettato un Genoa in grado di lottare addirittura per i primi posti della classifica, e Torino-Genoa viene dipinto alla vigilia della giornata numero 26 del campionato 90-91 come un autentico spareggio per l'Europa, per la Coppa UEFA. Sono due squadre che stanno andando molto bene, soprattutto hanno degli attaccanti in grande spolvero. In quella stagione il Torino scopre Giorgio Bresciani, che non era mai stato e non sarà più un bomber, e sarà in grado di segnare oltre 10 gol in campionato. Segnò 13 gol Bresciani, pensate, segnò quanto Van Basten in quella stagione Giorgio Bresciani. E il Genoa, oltre ovviamente al talento di Lentini che stava sbocciando proprio in quell'anno, il Genoa ha la coppia Scuravi-Aguilera che fa faville, davvero segnerà tantissimo, oltre a tanti giocatori che si stanno comportando bene, da Eranio, Bortolazzi, Ruotolo, c'è Branco che tira le punizioni al fulmicotone. Insomma, Torino-Genoa si preannuncia come una partita probabilmente divertente, però in pochi forse si aspettano quel tipo di risultato. Alla fine il Torino vincerà 5-2. Adesso vi faccio vedere il servizio della partita. Io vi leggo la successione delle reti, come dicevano alla radio una volta. È la grande giornata di Aris Skoro, che è questo attaccante jugoslavo che non segna tantissimo, che sta un po' deludendo in quella stagione. Invece in questa partita si rivelerà un autentico mattatore con 2 reti. Torino in vantaggio proprio con Scoro al 7° minuto, raddoppio di Bresciani al 17°, ancora Scoro per il 3-0 al 28°, quindi già al 28° del primo tempo il Torino è in vantaggio per 3-0. Poi segna Aguilera su calcio di rigore per il Genoa al 39°. I rossoblù provano a tornare in partita segnando ancora con l'uruguaiano Aguilera all'inizio del secondo tempo al 52°. Poi per il Torino segna al quarto d'ora della ripresa un giovanissimo Dino Baggio. Non tanti ricordano Dino Baggio con la maglia del Torino. Il Torino si porta sul 4-2 e poi a 10 minuti dalla fine arriva l'autorete del difensore genoano Caricola, che tra l'altro è ex juventino, quindi è un po' una goduria doppia per i torinisti. Il 5-2 definitivo per i Granata. Vi faccio vedere il servizio della partita e vi spiego anche, questo è il famoso librone con tutti i servizi del 90-91, che pesa 7-8 kg più o meno. Ecco qua il servizio. Infatti io non so mai dove metto le dita, dove cerco di non coprire niente. Ecco qui c'è anche Piero Chiambretti, noto tifoso del Torino, all'epoca molto giovane, qui in primo piano. Accanto a lui c'è la foto di Giorgio Bresciani che esulta, giornata anche molto piovosa al delle Alpi, e c'erano poi questi disegnini del Gueni Sportivo che mettevano, come vedete qui, il sole solitamente a chi vinceva convincendo, la nuvola nera col fulmine a chi perdeva in maniera abbastanza copiosa, e poi c'era un sole coperto dalle nuvole se la squadra era andata così e così. Vi faccio vedere anche l'album con le due squadre. Il Torino 90-91, eccolo qui, che arriverà quinto in classifica, allenato da Emiliano Mondonico. Ecco qui tutto il Torino di quella stagione, e vi faccio vedere, vi mostro anche il Genoa del 90-91, che è questo qui e che farà ancora meglio dei Granata, arriverà quarto in classifica. Il miglior piazzamento del Genoa, oltre ovviamente agli scudetti di
fine 800, inizio 900, ma qui parliamo di altra roba completamente. Ecco qui il Genoa di Bagnoli che arriva quarto in classifica. Entrambe arriveranno in Coppa UEFA e fatemelo dire, sarebbe stata una finale bellissima di Coppa UEFA Torino-Genoa nella stagione 91-92. Purtroppo non sarà così, perché il Genoa si arrenderà all'Ajax in semifinale e il Torino si arrenderà all'Ajax medesimo nella sfortunatissima finale con i tre pali e con la sedia agitata da Mondonico in panchina per protestare anche contro un paio di calci di rigore negati ai Granata. Questo è il ricordo di Torino-Genoa. Torino batte Genoa 5-2 il 24 marzo del 1991. Io, se penso che dal 1991 a oggi sono passati quasi 35 anni, non so se mettermi a ridere o preoccuparmi del tempo che passa. Fate voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, commenti, seguite i social, tanto c'è tutto nella descrizione del canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.